Una task force a tutela della salute del consumatore, a garanzia del mercato e della concorrenza leale e contro l'illegalità. A guidare l'operazione congiunta, la prima del genere in Italia, sarà la Guardia di Finanza di Padova, che solo in un anno in città e provincia ha sequestrato 2 milioni di pezzi, in particolare vestiario e alimenti, che nella maggior parte dei casi sono risultati all'analisi tossici o di scarsa qualità. Oggi, grazie alla sinergia di intenti sottoscritta in prefettura, ognuno dei soggetti coinvolti, Comune e Provincia di Padova, Camera di Commercio, Università, Carabinieri, Guardia di Finanza, ULSS 16, ARPAV e altri enti della città, avrà un suo compito specifico nella lotta alla contraffazione. Dalle analisi tempestive dei prodotti sequestrati, alla repressione, allo stoccaggio o smaltimento della merce, al monitoraggio del fenomeno fino all'informazione ai cittadini. Grazie ai mezzi che verranno messi a disposizione dalle associazioni di categoria, grazie alla possibilità di poter utilizzare per concentrare i milioni di prodotti contraffatti e o non rispondenti alle standard di sicurezza in depositi vigilati, grazie alla possibilità di potersi interfacciare direttamente con i laboratori di analisi dell'Università di Padova, non solo dell'Università ma anche di tutte le unità sanitarie locali presenti in Padova provincia e anche dell'ARPAV. E per chiudere il cerchio in bellezza e bontà, il protocollo prevede anche la distribuzione dei prodotti che verranno sequestrati, naturalmente quelli non pericolosi, ad associazioni o enti di volontariato presenti in un albo istituito per l'occasione. La prima a beneficiare di questo regalo sarà la Croce Rossa Italiana, a cui sono andati 60 capi di abbigliamento recentemente sequestrati dalle Fiamme Gialle. Il solo fatto di metterci insieme per predisporre il regolamento, cioè già il protocollo, ci ha già consentito di superare alcune di queste difficoltà, perché lavorando insieme abbiamo già scoperto che poi alcune cose le possiamo fare, altre potremo farle ancora meglio con il protocollo, quindi si tratta di fare squadra, di fare sinergia per contrastare queste forme di imprenditoria che, ripeto, sono inaccettabili.